il senso della scenetta ironica e divertente che hanno messo su per voi questa sera Litterio e Toti e Totino. Si può anche e si deve anche scherzare su fenomeni gravi come la mafia, come la criminalità, per esorcizzarli. Guardate come va a finire questa scenetta quando c'è un uomo timido che vorrebbe prendere in sposa una donna che però ha un padre pericoloso. Insomma, non vi dico nient'altro, ridete con noi con Toti, Totino, Enrico Corneli Litterio e Giada Colonna, vai! Ma perché? Perché non vuoi stare con me? Perché non mi hai dato la prova d'amore. Ecco perché. Che dovesse mancare per questo. Oh, ma come ti permetti? Ma che fai? Che hai capito? Scusa, tu mi hai detto la prova d'amore e io stavo... Sì, ma io non parlavo di questa prova d'amore. Io parlavo di un'altra. Sì, va bene. Ti do tutte le prove d'amore che vuoi. Tutte? Sì, Sei sì. sicuro? Dalla testa ai piedi ti do le prove d'amore. Tutte. E allora sposami? Sì. 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 Mi sposi? E io ci ti pare uno... noi due, giusto? Sì. Ci dobbiamo sposare, tu sposi a me, io sposo a te. Sì. Ci sposiamo insieme. Sì. Ecco, lo sapevo. Tutti uguali questi uomini. Prima fiori, lusinghe, promesse e poi al momento dei fatti si ritirano. Tutti uguali. Dai. Nessuno che mantiene. Dai, non fare così, che mi metto a piangere pure io. Non ti prego, ti sposo. Mi sposi? Ti sposo. E allora oggi vai a chiedere la mia mano a mio padre? Io ci chiedo la mano, tutte cose ci chiedo a tuo padre. A mio papà? Sì, ci chiedo la mano a tuo padre. Don Toti siciliano? Come? Mio papà. No, dopo che hai detto, dopo tuo papà? Don Toti siciliano. Che è tuo padre? Sì. Ma chi? Don Toti siciliano quello? Sì. Ma chi? Quello della famiglia? Sì. Il boss? Certo. E vabbè, guarda che facciamo. Ora io me ne vado, ci vediamo fra 2 ore e parliamo un attimo di... No, vieni qua. Lo sapevo, tutti uguali questi uomini, appena sentono il nome di mio padre si ritirano. Anche tu, sei un codardo. No. Vattene, demente, capito? No, va bene, vado da tuo padre. Vado da tuo padre e gli chiedo la mano, ci dico signor Toto siciliano, la mano di sua figlia. Bene, e oggi è il giorno giusto, perché mio papà dà udienza. E che è un papa, Ma no, dà udienza a tutte le persone che gli chiedono i favori. Vabbè, ci vado pure. Però devi stare attento. Non ti preoccupare. Perché mio padre è un tipo collerico. E tu non conosci È cattivo, me. Non è geloso, è possessivo, è vendicativo. Di tutti i miei pretendenti non se n'è saputo più nulla. Buono, a questo sono solo io, non ti preoccupare. Ma non è che sei preoccupato? Tranquilla. Amore. Tranquilla, ci parlo io con tuo padre. Non sei preoccupato? Che preoccupa, ma tu non mi conosci bene ancora. Bello. Vai tranquilla. Sono così felice. Vai femmina. Sono così contenta. Tranquilla. Sono così viva. Occhi bassi, femmina. Che io vado da tua... Io ci vado... Un nevaio, io ne so fare. Come ci vado da suo padre? Io ci vado nel cielo. Don Toto siciliano, voglio la mano di sua figlia. Pam! Ora io piglio e ci vado da solo, la mio padre. Ecco, dice, Totino che vuoi fare? Mi voglio suicidare, vado da Don Fazio, non ci voglio... Dio del cielo, mandami un aiuto. Dio del cielo, mandami a qualcuno che mi può aiutare. Dio del cielo. Ti prego, Dio del cielo, mandami un aiuto. Dio del cielo. Oh, Totino. Oh, vi siete sprecati con l'aiuto, eh? Come sta parlando? Che c'è? Oh, non ti hai visto mai da così. No, che fu? Che fu? Ma che è successo? Sono afflitto. E lo sai, c'è quando pava, sai, padre? Che non si ci arriva più, non si ci arriva più. No? Litterio. Siamo tutti in affitto. Gioia mia. Litterio, sono afflitto dentro. Certo, ora tu vuoi stare fuori, vero? Ma quando mi si avanzano, assai? Litterio. Sì. A me casa? Sì. È mia. Non c'entra. Sono afflitto nel cuore. Ho il cuore afflitto. Sei addolorato.
Io capisco, sono in affitto. In addolorata, io affitto. Sono innamorato. Scusa, lasciami venire. Ma che fai? Stai cercando che persi chiave, persi. E lei persa qua? No, all'arca della marina, da sotto. Scusa, e perché lei stai cercando qua? Non li cerco, dai, è tutto oscuro, no? Qua c'è più luce, no? Li cerco qua. Da non si vede niente, non si vede. Porca miseria. Certo, che da c'è scuro. Certo. E calo, tutto il buio. Cioè, se tu perdi chiave dai, c'è chi cagaccia e chiude. Ora me ne vai a cercarla da, che non si vede niente. Che c'è? Oh, che c'è? Ma ti vedo più brutto da solito. Ma che hai? Lo so, Ma che fu? lo so. Sei afflitto. Sono innamorato. Di me? No. Letterio, sono innamorato di lei. Di lei? Non essere contento. Ma che contento? Aiutami a cercare Devo i chiavi. chiedere la... Cercare i chiavi. Letterio, ci devo chiedere la mano a suo padre. Vai, giusto, questo è un nobile sentimento, è giusto Lo che so. uno che si fa zitto ci Però, domanda la... Letterio, girati, mentre... Sì. Dico, però, devo chiedere la mano a suo padre. Ci vai e ce la chiedi. Sì, ma tu lo sai come si chiama suo padre? Io non so manco come si chiama sua figlia, figurati come si Non chiama. ti preoccupare. Suo padre si chiama Tote. Totti è un bel nome, a Catania è Turino. Da noi- Ma voi è Totti. Sì, ma si chiama Don Toti. Don Totti, è un bel nome. Ah, è un bel nome, io Sì. ci devo andare a parlare. Certo, ci vai, ci dice, guarda, io sono intenzione seria, sono una persona Bravo, seria, bravo. vostra figlia. E lo sai come si chiama de cognome? Non lo so, come si chiama di cognome? Oh. Sei sciariano? Di cognome? Che ne hai capito manco una parola, capisci solo di cognome? No. Sto patarecci. No, di parla cognome. tu, no? Mi Si chiama? No, Come si chiama? Siciliano. Siciliano. Tu? Tote siciliano. E non siamo tutti siciliani. No. Noi siamo tutti uniti siciliani contro la Lega. Non lo dire forte. Siciliano. Don Tote siciliano. Don Toti siciliano. Anga. Don Toti siciliano? Chiedo che comanda Io della cupola. la famiglia. La famiglia, la cupola, io pam! E io ci devo andare. E io ci dico, scusa, me la dà alla mano, riceve una pam! Io non faccio niente, Anzi, ti saluto, me ne vai all'arca della marina e cercare i chiavi. No, i chiavi su casa. No. I chiavi sono qua. Noi ne troviamo. Non mi toccare, sai, non mi toccare. Sei un amico. Sì. E allora tu mi devi accompagnare. Tu sei pazzo. No. Ma che c'entro io? E lo sai perché lo chiedo a te? No. Perché io ho detto là sopra, guarda, ci stanno guardando Sì. i figli, e ho detto, mi hai mandato un aiuto e sei venuto tu. Ma io ti cucciuti se devi mandare a me. No. No, non voglio Un uomo tutto d'un pezzo. Chi? Tu. Sì. Vabbè, questo è vero, non è che... Un uomo che non si è fai matto per fare niente di sopra. Un uomo di un coraggio. Ti ricordi quella volta quando ti sono venuto incontro quei due animali pericolosi, quelle due galline, e tu non ti sei mosso? Con il coraggio, quelle colombe che ti si poggiano addosso e tu non hai parlato. Mi fece cacare, D'Ingordo, ma non mi spustai. Bravo. Ma no, guarda, no. E allora tu mi puoi aiutare. Ti prego. Tu mi puoi insegnare come fare. Ma chi è pericoloso? E andiamo. Ma è pericoloso. Andiamo, ci sentiamo. Tu dici che ci possiamo andare? Sì, tu mi accompagni. In fondo non è che ci stai in un pensottalo. Ci stiamo per Tu parlare perché hai intenzione seria. Bravo. Perché ti vuoi maritare. Bravo. Sì. Bravo. Addolorata! Addolorata! Sì, padre. Addolorata, ti ho chiamata, dov'eri? Di là, padre. Dove di là? Ti ho vista affacciata alla finestra della cucina, che stavi facendo? Guardai, padre. Mi parve di vedere il gelataio.
il gelataio. Sì, Tu ti padre. affacci per guardare il gelataio. Ah, addolorata, ti ho detto 1000 volte che tu non devi guardare fuori. Tu devi essere la figlia seria di Don Toto siciliano. Tu devi essere temorata. Addolorata e temorata. Sì, padre. Oh, poi ci penso io, se vuoi una cosa chiedela a me, che io te la faccio avere. Sì, il padre. gelataio, il gelataio. Dai, vai di là, puoi preparare il caffè, vai a Sì, preparare padre. il caffè, vai, che ci penso io, che oggi vieni qua, dove vai? Dimmi, padre. Vieni qua, oggi è giornata di udienza. Ecco, a proposito di E udienza, lo so, padre. oggi vengono i ragazzi che vogliono entrare a fare parte della famiglia. Oggi vediamo chi sono questi ragazzi. Padre, io vi volevo dire... Lascia stare, ci penso io, che poi col gelataio ci parlo io. Vai, ritirati nelle tue stanze, vai. Vado, padre. Vai, addolorata, vai. Ci parliamo, tu hai intenzione nobili. E tu non hai è che intenzione io ci devo serie. chiedere la mano. Non è che ci chiedo altre cose. No, la mano, poi mano. con il tempo Perché vengo. tu ti vuoi sposare? Ma poi perché ci dobbiamo spaventare? Che è un cristiano come noi. C'ha 2 gambe, C'ha 2 gambe come noi, 2 mani come noi, 2 nasi. 2 nasi come noi, 2 bocche come noi, 2 occhi come noi. Che vuoi? Noi abbiamo che essere No, freddi. perché e poi che faccio? Fa paura o no? A noi non ci fa paura niente. nessuno. Lo sai perché non mi fa paura? Perché io sono con mia amica Letterio, che è uno che non ha paura, e io grazie a lui non ho paura. Non ci abbiamo paura di nessuno. Andiamo. Andiamo. Don Totò. Eccellenza. Ma dici che non ci dovevamo avere paura? E mica, mi scordai, posso fare. Che state facendo in ginocchio? No, scusate. Che vi ha detto di alzarvi? Giù. Che state facendo in ginocchio? Ci spieghiamo subito. Che vi ha detto di alzarvi? Giù. C'avevo messo sbagliato. Sai i movimenti sbagliati. Così ci pare Che giù. state facendo in ginocchio? Vi ho detto di stare giù. State in ginocchio e venite qua. Noi paura non ne abbiamo, forse te. Venite qua. Cioè? Venite qua. Che cosa siete venuti a fare? No, è che... Eccellenza. Sedete. Sedete. Eccellenza. Io... Siamo venuti perché... Ma come vi siete seduti? In ginocchio. In ginocchio. Sedere. Con sedere. Con sedere. Eccellenza. Eccellenza. Come? Ma mi state picchiando poco? No, eccellenza. Allora ve lo devo spiegare bene. No, sediamo. Tranquillo. Statevi seduti. Per bene. Non ci spaventiamo. Che scherzo! No, noi... Eccellenza. Chi siete voi? Io... Voi siete venuti perché? Perché oggi c'è udienza. Eccellenza. Ma questo è il gelataio. Ma è sotto la mia finestra che sta parlando. Sì, perché vende i gelati. E ci è venuto a disturbare. Eccellenza, io sono... Mi volete scusare un momento? A me il gelato non mi è piaciuto mai. Se n'è andato perché l'ha capito subito. Ho risolto il problema. No. Allora, chi siete voi? Io sono... Eccellenza, io sono per compagnia qua. Io sono perché per lui compagnia, no? come vi chiamate? Che siete? Io sono Toto. Non c'è tanti non c'è tanto nome. Ma che avete il ballo di San Vito? No, hai detto, ma che te dici? Perché tu mi capisci del ballo con te? Io sogno per compagnia. Perché lui ha messo le chiavi. Ed era alla mattina, dice, ma c'è forse non mi sono spiegato. Vi ho fatto una domanda. Sì. Oh. Come mi chiamo? La domanda è,
Voi come vi chiamate? Noi siamo due picciotti. Due duri? Noi siamo due picciotti duri. Lo faccio duro, faccio duro. Fai il duro, andai, facci. Questo è uscemo, duro. Noi siamo qua perché noi ci abbiamo i soprannomi. Noi dall'ambiente ci abbiamo i soprannomi. Come ci chiamiamo? E come vi chiamate nell'ambiente? Io pessi i chiavi E c'era il buio. Poi dici, che fa la Maria? Non mi interessa. Il vostro nome o soprannome? Qual è? Stai sentendo bene, non mi sto sentendo bene. Lui? Lui è terribile. Hai bisogno sentire pezzo del bastardo. Pezzo del bastardo. Pezzo del bastardo. Perché io sono cattivo. Ma che nome è pezzo del bastardo? Che appena sentono il mio nome si spaventano. Pescandolo tutti. Quanti ne ho ammazzati? Quanti ne ho ammazzati? I gelatai l'abbiamo ammazzato tutti. No! No, questo è... Quello che è sfuggito! Ma perché questo è stato nascosto. Questo era l'unico che era. Ora tu stai zitto. Tu invece come ti chiami? Lui si chiama pezzo di... Pezzo di... Pezzo di cornuto! Pezzo di cornuto ti chiami! Pezzo di cornuto! A lei ci può battere un coppo. Che da un suo motto. Ma c'è l'androtino sotto la mia... No! Lo state sentendo? No! Le potete scusare o meno? Non si può stare 5 minuti tranquillo! Uno è primo di ricevere una visita a casa! A noi arrotini non ci hanno piaciuto mai. Allora, diceva, avete il soprannome ma mi sembrate due malaminchiate. È che lui ha perso le chiavi e non Allora, voi siete qua perché? Perché la famiglia... Perché? Ora ce lo dico. Il vostro vero nome qual è? Io mi chiamo Totino. Chi è Totino? Io. E lui si chiama Letterio. Ho capito, allora. Tu ti chiami Letterio e tu ti chiami Totino. No, è al contrario. Al contrario. Sì. Allora, tu ti chiami Totino e tu ti chiami Letterio. No, veramente. Totino sono io. Non c'è. Forse non mi sono stato. Voi chi è? Totino, non si sa. E tu chi sei? Letterio. E io ti ho detto. Oh! Io sono qua per compagnia. Ho capito. Io pessi i poti, pessi i cosi. E siete venuti qua perché? Io ero a farmi per la mia strada. Voi siete venuti qua nell'udienza perché volete entrare a fare parte della famiglia? Lui. No, io già sono entrato nella famiglia di mia moglie, sono entrato. E sono infelice da 25 anni. Bravo! La famiglia è sbagliata, la sua è la famiglia giusta. Tu mi piace e mi sei simpatico. Grazie. Quindi a te ti ho fatto già entrare nella mia famiglia. Ora parliamo di te. Sì. Tu vuoi entrare nella mia famiglia perché? Sì, perché? Dicevo, perché? Mi state girando perché mi state picchiando poco? No. Vogliamo... Io voglio entrare nella famiglia perché? Perché uno mi piace la sua famiglia. E per entrare nella famiglia che ci vuole? Cosa ci vuole? No. Cosa ci vuole? Ve lo dico io che cosa ci vuole? Io pessi i chiavi e stavo camminando. A me delle chiavi non mi interessa. Dai, tu hai. Letterio. Come l'hai chiamato? Totino mi chiamo io. Vedete, entrare a fare parte della mia famiglia non è solo questione di onore, non è
solo questione di obbedienza. Non è solo questione di rispetto. Non è solo questione di abnegazione. Non è. Mi state picchiando col culo. Non è. E allora perché volete entrare nella mia famiglia? Per entrare Per entrare nella famiglia ci vuole amore. Ci vuole l'amore. Bisogna essere innamorati. E io innamorato sono. Oh. Basta. Non mi devo spaventare più. Perché io sono innamorato. Innamorato col cuore. Che quando entro persi i chiavi, io nella marina, che c'era la marina con tutti i chiavi in terra, però c'era buio. E lui fa che faccio? Grazie. E mi ha mandato. Dici cosa mi ha mandato. E lui mi disse che era innamorato. Era innamorato. E io dici. Io sono qua per compagnia. Vabbè. Sentiamo. Papà! Papà! Peccato capo! Addolora! Sì, pace. Ma come ti permette di entrare in questa stanza mentre ci sono due uomini irsani? Pace, ma io non lo sapevo che c'erano due uomini. E in particolare uno. Addolora, ritirati nelle tue stanze. Vai di là. E arrivi qua quando ti chiamo io. Vattene. Sì, pace. Vattene. E copriti. Dad. Avete visto a qualcuno? Che cosa? Avete visto entrare a qualcuno? No. Dico, è entrato qualcuno? No. Voi avete visto a mia figlia addolorata? Allora non l'avete vista a mia figlia? Siamo sicuri che non l'avete vista a mia figlia? No. E allora questo caffè qua ci è arrivato da solo. No. Perché c'è il caffè? E questo che minchia è allora? Noi, di profumo, forse. onestamente una cosa l'abbiamo vista passare. Forse lui, Io sì. Una cosa. Io sono per compagnia qua. E questa cosa che avete visto passare vi è piaciuta? A noi? No. No. Vi è piaciuta? No. Bravi, perché così bisogna. Ci sta facendo? Che stai facendo? Un sbagliato. Ma non stai sbagliando! Ci pensi io? Un sbagliato. O Sì. sbagliaste! O quando sbagliavo, però mi chiamo padrone. Cosa questa pistola che non sai sparare? Quindi mia figlia non vi piace? No. Bravo! Perché per essere ammessi nella mia famiglia bisogna avere il rispetto. Avete capito? Bisogna avere il rispetto. Questo è il modo giusto per entrare nella mia famiglia. Però lui è innamorato, però lui è entrato. All'acchio della Marina. C'era C'era la figlia che doveva entrare. E poi è entrata la figlia, ora perché un tasto? Lui piangeva. Addolorata! Vuoi venire per favore? Innamorato. Addolorata! Questo signore lo conosci? Purtroppo sì, pace. Uno. Oh, Ho capito. siete innamorati. E ci sono Vattene dentro. altre persone di là? No, Pace, mi pare che al momento no. Non c'è nessuno. perché No, noi pace. siamo innamorati. Allora siete innamorati? Assolutamente. Vado. Vado, pace. Allora siete innamorati voi due? Noi, no, è che quando Voi nell'amore. siete innamorati?
No, No, io sono per compagnia. perché quando lui ha perso le chiavi... Siete innamorati di chi? No, lui ha perso le chiavi. Io non sto capendo la domanda. Io... Siete innamorati di chi? Allora, io praticamente, io per sigla, sono per compagnia io qua. Di chi? Ce lo dico io, lui ha perso le chiavi. Innamorati di? Lui! Io innamorato, lui. Ah, voi due siete innamorati. No. Uno. Allora se siete innamorati, baciatevi. Dico, se siete innamorati, baciatevi. È che ne abbiamo conosciuto ora, non è che... E che importanza, se c'è l'amore, baciatevi. No, veramente un poco mi sdimo io. Non è... E questo è un bacio. Due. No, il bacio deve essere pieno di sentimento. Forse non mi sono spiegato. Vi dovete baciare con la bocca. E ci dovete mettere un pezzettino di lingua pure. È che lui ha perso le chiavi. Più pessi i chiavi. E poi le cerchiamo. Ora baciatevi sulla bocca. Ma che fai? Non è come pensi tu. No, vi stavate baciando! No, perché... Allora tu conosci questo uomo? Lo conosco! Tu dimenticami! Com'è che conosci questo uomo? Perché lui ha perso le chiavi, invece passava io. Lascia da Marina. Vi devo dire una cosa. Che c'è, figlia mia? C'è un picciotto alla porta che chiede udienza. Fallenza! Voi Lo faccio mettetevi qua che entrare? ora parlo con voi. Mettetevi Sta seduti. accomodato? Facciamo entrare questo ragazzo. Vediamo chi è. Ada. Buonasera. Buonasera. Ma tu è? Si metta pure qua. No, no, guardi, io non ho tempo da perdere. Lei è venuto per l'udienza. No, quale udienza? Io non ho tempo da perdere. Io ho bisogno di parlarle di sua figlia perché secondo me sua figlia... Io l'ho Ora un vista. mazza! Sua figlia è una bella Lei ragazza. vuole parlare di me? Sì, io voglio parlare di sua figlia. Sua Dai, figlia è Pistola, una bella dai. ragazza. Ma lei è sicuro che vuole Ma parlare io di sono me? sicuro di parlare Ma con lei mi lei. dica chi è lei? Io sono Salvo La Rosa, conduttore di Insieme. Chi è lei? Io sono Salvo La Rosa, il conduttore storico di una trasmissione siciliana, vera, onesta, che si chiama Insieme. Salvo la Rosa, quella della trasmissione Insieme di Antenna A voce ci cancio. Ma voglio dire, ma lei lo sa che noi la seguiamo ogni giorno? Ah, sì? Ogni sera puntuale noi siamo Ah, sì? davanti alla Ah, televisione, sì, sì. ma permette? Sì. Vieni qua, vieni qua. Ma tu levati sta cosa di qua, perché Ma sta lei cosa? chi è? Scusi, come si chiama? Io sono Don Toti, guarda. sono stato siciliano. Salvo La poi Rosa. Sì, no, guarda, le volevo esattamente dire che vorrei sua figlia in trasmissione, la vorrei utilizzare l'anno prossimo. Ma sì. è bella, È una bellissima ragazza. Grazie. Però le volevo dire mi una dica. cosa. Lei lo sa che io sono bravo pure a fare l'imitazione, non è che ci sarebbe uno spazietto pure per Lei è me? brava a fare l'imitazione. Perché Ma non mazza? Vuole fare Non ci spara. un'audizione? Io sono- Chi sa imitare? Io so imitare benissimo A chi? Buongiorno. Lo faccio. Guarda. Allegria! Allegria! Ma c'è somiglia, non c'è somiglia per Non sa niente. fare altro, no? Uguale, proprio uguale. Mi è piaciuto. Sì. Era lui. L'ho fatto bene. È svenato, è Volevo rivisciuto. imitare benissimo Gerry Scott. Guardi, forse se imita Gerry Scotti posso metterlo alla prova meglio. Gerry Lo Scotti vuoi è un sentire? collega bravissimo, sì. Allegria! È Allegria! un Uguale a prima, uguale. Ma è scemo, non è che... Mi è piaciuto. Sì, uguale. E allora voglio dire... Ma dico, lei ha questa capacità di cambiare la voce che mi sorprende. Vuole imitarne un altro, una terza prova, poi magari le faccio- decido se la faccio esibire o meno. Raimondo Vianello. Raimondo Mino, l'altro grande della televisione, sì. Allegria! Allegria! Cioè, ma è È cretino. cretino proprio, guarda. Questa cosa mi è bella. La meglio di tutte. E allora, signor La Rosa, Vabbè, guardi, permette, senta, io vorrei parlare di questo Le farò contatto della mia sapere, figlia. andiamo a parlare con... Sto bene. Vabbè, andiamo. State Venga con me, Andiamo, Tatino, venga con me, signor Toti, venga. Le hai trovate le chiavi?
Mi faccio accompagnare, pezzo di bastardo e pezzo di cornuto. Mi faccio accompagnare. Pezzo di tronzo. Cosa fettusa tu e tutta la tua razza. Cosa fettusa tu e che non te lo dice? Te lo dico io, cosa fettusa? Cornuto. Bastardo. Pazza merda. I soprannomi, vero? No, gli sono parolazze. Te le sto dicendo col cuore. Perché non sei stato, perché non sei stato capace di fare io ti rifatti miei, tu non sei stato capace. Ma dove sei tu? Cretino! L'applauso del pubblico d'insieme e immagino anche quello del pubblico da casa per Giada Colonna, Toti e Totino ed Enrico Guarneri Litterio, che hanno questa grande capacità e questa grande simpatia, che riesce anche a parlare in maniera simpatica, divertente, irriverente, giustamente, ma in maniera, come dire, esorcizzante anche di un problema serio, importante, che come ho detto prima sicuramente ha creato problemi importanti anche alla nostra terra. Dimmi. Se già mi veniva difficile tenere certe facce che fa Toti e mi viene da ridere in certe con tutte e due è stato omicidiale. Meraviglioso. Frenare, Vabbè. Grazie a Toti e Totino. Grazie ad Enrico Guarneri Litterio. Certo, Toti, boss improbabile, grazie a Dio. Poco credibile. Totino e Litterio, picciotti improbabilissimi, grazie a Dio. Pezzo di bastardo. È bellissima donna anche la nostra Giada. Secondo voi Sì. Mi sta picchiando un po'. Sì, esattamente, sì. Viva la Sicilia! Grazie. Ci vediamo dopo per i saluti. Va bene. Grazie. Toti e Totino, Enrico Guarneri Litterio e Giada Colonna. Vabbè, abbiamo